Amici di Radio Inghest, ancora un buon weekend da parte mia di Igor Pezzi e ben ritrovati qua su Radio Inghest. Un amico di vecchia data, ben ritrovato al presidente della Pro Loco di Maiano, Daniele Stefanutti. Ciao Daniele. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Igor. Grazie di averci dedicato anche 10 minuti, ma sono importanti per noi, ma per te anche, perché sei nel cuore, nel bel mezzo dell'organizzazione del 61esimo Festival di Maiano. Quindi siamo riusciti veramente a rubarti un attimo per chiederti com'è partito il 61esimo Festival di Maiano. Beh, direi che è partito bene, secondo le aspettative, quindi è partito alla grande con la serata di Antonello Venditti, che è stato un successo, un vero successo. È un pregio sicuramente riuscire a partire con una manifestazione del genere con un artista così importante per noi, quindi è stata una bellissima serata all'insegna della musica, della spensieratezza finalmente si può dire, dove i visitatori che sono arrivati hanno potuto fruire, oltre che del concerto, anche degli spazi che noi mettiamo a disposizione con l'enogastronomia, per cui è stato veramente un bel venerdì di partenza, per poi proseguire col sabato e la domenica ovviamente col pieno, col tutto esaurito direi. A proposito dell'enogastronomia del Festival di Maiano, vogliamo ricordare quanti angoli ha, perché voi siete, con rispetto, meglio di un ristorante come offerta. Sì, ti ringrazio per il complimento, ma comunque sì, la nostra parte dedicata all'enogastronomia è divisa proprio in stand che gestiamo personalmente comunque. Sono ben 10 tematici, quindi si va diciamo dalla cucina della carne arrivare poi alla Wiener Schnitzel, al filetto, alla costata, alla brace, eccetera eccetera. Sono molte le specialità che proponiamo e sono gestite appunto singolarmente in vari chioschi dal nostro personale, quindi dai nostri volontari, e la gente ovviamente in questo caso qua, novità Covid l'anno scorso, abbiamo deciso di fare il servizio al tavolo, quindi non fanno che entrare, fare lo scontrino alla cassa per poi accomodarsi e vengono serviti al tavolo. Partiamo da questo punto, novità Covid dell'anno scorso, prima hai citato siamo partiti finalmente con un po' di spensieratezza, però il Festival di Maiano l'anno scorso è stata una delle uniche realtà ad avere il coraggio di sfidare questa pandemia e di fare assolutamente il 60esimo, quello dell'anno scorso, festival, che poi siete diventati, grazie a questo vostro coraggio, esempio per molti. Siete ripartiti magari con un po' più di esperienza. Però che cosa è successo in questo anno? Quante telefonate hai ricevuto da altri presidenti della Pro Loco? Perché hanno detto, ma Stefanutti, come mai ce l'ha fatta? Beh, direi parecchie, hai ragione a dire questo, cioè siamo stati un po' l'esempio un po' della ripartenza già dall'anno scorso. Noi non ci siamo interrotti, fortunatamente siamo riusciti a strutturare le nostre cose, per cui molti sono stati quelli che sono venuti a chiederci a chiederci aiuto, appunto, no? Perché ovviamente la documentazione, la parte burocratica ha la sua parte, ma soprattutto la parte organizzativa in questo caso è molto 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 importante, per cui siamo anche fieri di aver potuto dare una mano al nostro settore, al settore della musica, della gastronomia ovviamente in generale, sì. Anche perché il vostro settore è fatto anche di tanti volontari, di tante persone che sono amanti e quindi si dedicano in questi giorni, parecchi dedicano proprio le proprie vacanze. Fermarsi un anno potrebbe essere deleterio a volte, perché perdi metà dello staff. Una manifestazione come la tua senza lo staff non avrebbe possibilità di realizzarsi, dico bene. Sì, hai detto benissimo, infatti una delle motivazioni per cui l'anno scorso abbiamo cercato a tutti i costi di andare avanti è proprio questa, cioè fermare una macchina così complessa, fatta da volontariato, quindi da persone che nell'arco dell'anno si ritrovano per organizzare, per fare, per mettersi a disposizione di un'intera comunità e nel nostro caso di un'intera regione. Diventerebbe veramente complesso e difficile fermarla per poi ripartire un anno o addirittura 2 anni dopo. Noi siamo parecchi perché nei gazebi che ti dicevo, nei chioschi che ti dicevo, siamo in 250 quando apriamo alla sera, per cui puoi solo immaginarti che tipo di lavoro ci sia per poter dopo, in caso di interruzione, ripartire con tutto. Certo, quindi un omaggio va dedicato assolutamente doveroso anche a tutto lo staff del Festival di Maiano. Ma parliamo del programma del 61esimo Festival. Che cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni? Abbiamo già parlato di Venditti lo scorso weekend, ma da questo weekend in poi cosa succederà? Beh, ad esempio già stasera avremo l'80 Festival con Radio 80, Radio Company, ospite ad eccezione Ivana Spagna, quindi già una serata diciamo all'insegna della bella musica
e del grande spettacolo, direi. Poi nell'area concerti principali avremo anche Ernia, avremo Marco Masini, avremo i Subsonica, ancora Michele Bravi, per poi passare anche a una serata particolare a cui ci teniamo molto e tu ne sai qualcosa, che è vicino a te. Vicino a te forse è meglio che lo spieghi tu, ma è una serata che è nata per dare una mano a chi ha bisogno. In questo caso qua noi già dall'anno scorso abbiamo dato una mano alla terapia intensiva dell'ospedale di Udine, per cui è una serata a cui teniamo in maniera particolare, perché l'incasso dello spettacolo verrà devoluto appunto a questo progetto. Ovviamente poi chiuderemo il nostro festival il 14 e il 15 ovviamente con lo spettacolo pirotecnico che ci caratterizza nella serata di Ferragosto. Ovviamente noi di Radio Guest, ma non soltanto, vi invitiamo a essere presenti in tutte le serate. Sì, è vero, sono coinvolto anch'io in quella delle 11, quindi sono un po' di parte, quindi colgo l'occasione per invitare ad acquistare il biglietto, perché è per una buona causa, appunto per le terapie intensive. Sarà uno spettacolo bellissimo di varietà con gli artisti friulani e vi aspettiamo veramente. Tra l'altro io e Daniele ci siamo incontrati al mese di marzo per organizzare questa serata qui, quindi ci teniamo veramente, veramente di cuore. Concludiamo la nostra intervista parlando sempre del festival, ma dall'aspetto più artistico, più culturale e sociale. Solitamente ci sono delle mostre e anche dei premi che la Pro Maiano organizza in occasione dei suoi annati. Sì, hai detto bene. Allora, il premio Pro Maiano quest'anno è dedicato a una persona speciale, un friulano vero, un friulano che ha dato tanto al nostro territorio e che, come il premio stesso vuole riconoscere, a un friulano lo spirito della friulanità, lo spirito della collaborazione, lo spirito del friulano vero, direi proprio. Enzo Cainero quest'anno sarà il premio Pro Maiano e c'è una bellissima mostra anche in collaborazione proprio con Giordano Floreancic e la figlia. Abbiamo proposto quest'anno la personale di Cendamo, che è un artista friulano anch'esso, ma di un valore eccezionale, direi. Quindi, come potete capire, l'offerta del festival per quanto riguarda l'intrattenimento, perché quando si va in una piazza o all'interno di un'area festeggiamenti ci deve essere intrattenimento, e a Maiano ce n'è veramente a 360 gradi, perché partendo dall'enogastronomia, toccando la musica, i grandi concerti, le serate di solidarietà, ma anche quelle culturali come mostre e premi dedicati, ce n'è veramente per tutti. E grazie anche a questa grande offerta che tu, insieme col tuo staff da anni, seguite in modo meticoloso, che siete arrivati al 61esimo festival. Sono già sicuro che stai pensando al 62esimo festival, conoscendoti un po'. Beh sì, qualcosa ci bazzica in testa, quindi sì, direi di sì. Ma non svegliamo niente. Daniele, buon lavoro e buon festival. Tanti auguri e saluto a tutto lo staff da parte nostra. Ti ringrazio Igor, grazie a tutti gli ascoltatori e comunque siete tutti invitati alle nostre serate fino al 15 di agosto.